Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, buonasera. Parte dunque la fase finale per quanto riguarda la trasmissione dedicata all'Udinese. Fiorentina che si sta giocando, è il quinto minuto di gioco nel corso della ripresa e il risultato vede l'Udinese avanti per 1-0 grazie al gol di Lovric al 9° minuto. Un Udinese che comunque ha dominato in lungo e in largo la partita, almeno nella prima frazione di gioco, e ha avuto almeno altre 4 occasioni per poter portarsi anche su un risultato più rotondo rispetto all'1-0 attuale. Vedo già collegato con noi Enzo Cataruzzi dallo studio, al quale passo subito la parola per il primo telegramma. Te, Enzo. Ciao Omar, ciao a tutti, buon pomeriggio, buona partita. Naturalmente abbiamo visto un Udinese pimpante, finalmente addirittura ha sbagliato più volte il raddoppio, il 2-0, che sarebbe stato un toccasana, perché vedo che la Fiorentina in questo momento sta tornando ad avere un po' di verve, in quanto ha messo dentro Arthur, che sappiamo che il brasiliano riesce a fare delle geometrie abbastanza importanti. Quindi ecco, quello che mi è sembrato un po' sottotono, un po' Luca, perché mi pare che ha sbagliato 2 gol veramente. Uno sicuramente ce l'ha sulla coscienza, in sostanza, forse la fretta di raddoppiare, forse la fretta di portare a casa un risultato, ma noi sappiamo che questo, ecco, la Fiorentina in questo momento sta attaccando, che è una partita molto difficile. Sulla carta era dato un pareggio, ma credo che con un po' di fortuna potremo fare qualcosa di più. Insomma, vedo che lì i tuoi commensali stanno brindando, per cui può portare anche bene. Sì, allora prendo di nuovo la linea. Innanzitutto siamo a 4:20, ricordo di Rosazzo. Volevo ringraziare il Beppo, che è il padrone di casa, che ci ha invitato per questa diretta, questa trasmissione sperimentale che facciamo proprio qui a 4:20, e come hai già visto, Enzo, nella foto che ho mandato sul WhatsApp, si sta mangiando e bevendo un po' di tutto e di più, come si dice in questi casi, ma quello che conta, insomma, sono tutti sportivi, tutti amici che sono giunti qui alla casa del Beppo per... Innanzitutto dove è sparito Beppo? Beppo è dietro di me, non vuole essere intervistato perché lui è una persona molto disponibile, soprattutto gli piace dare una mano e magari non farsi tanta pubblicità. Come puoi vedere, insomma, la tavola è molto imbandita un po' come il gioco di questa sera dell'Udinese. Adesso però nella ripresa abbiamo visto, insomma, una Fiorentina più diciamo così, più agguerrita, ha tirato un po' fuori le unghie, però come detto, insomma, nel primo tempo se il risultato era più rotondo a favore dell'Udinese non c'era nulla da dire, perché almeno 5 occasioni da rete a favore della formazione friulana e alla fine, insomma, solo il gol di Lovric. Adesso c'è un calcio d'angolo a favore della formazione viola, vediamo un po' come va a finire. Il cross in mezzo, colpo di testa da parte di Lovric che allontana il pallone e la palla si spegne sulla 3/4 di gioco. Rimessa laterale a favore della Fiorentina, ma sembra che il gioco sia fermo momentaneamente. Adesso si riprende, vediamo che il giocatore della Fiorentina in possesso di palla sta cercando di capire come impostare l'azione, la manovra d'attacco. Si riparte dunque dal basso, come viene da dire in questi momenti, e insomma la Fiorentina cerca di raddrizzare il match. L'Udinese per il momento si sta comportando molto bene per quanto riguarda la fase difensiva e non a caso, come abbiamo detto, nel primo tempo ha aggredito molto bene la formazione viola e ha avuto più occasioni per poter raddrizzare ancora al meglio quello che è l'1-0 attuale. Intanto il pallone si spegne sul fondo, c'è una rimessa dal fondo e dunque rinvio da parte della formazione fiorentina. Tenzo. Sanno che una partita abbastanza importante questa, perché mi pare che la grinta che hanno messo è molto dura e dobbiamo dire che Cioffi ha presentato una squadra abbastanza equilibrata, ha preparato la partita anche molto bene, perché
l'Udinese ha giocato molto sul contropiede, sulla ripartenza, e effettivamente questo è il gioco che sta facendo ancora, perché la Fiorentina è costretta a cercare il pareggio e noi potremmo usufruire magari qualche folata importante anche di Samardžić, perché mi pare che l'hanno richiamato all'ordine, mi pare che il suo mercato un po' in attesa, ma ecco, la Fiorentina in questo momento ha pareggiato, come si diceva, la Fiorentina sta veramente mettendocela tutta, vuole il pareggio, lo ha avuto, c'è stato un motivo di distrazione. È arrivato giustamente il pareggio. Evidentemente noi sappiamo che il secondo tempo l'Udinese è sempre critico e difatti questo l'ho dimostrato, perché abbiamo visto, ecco, le riprese lo fanno vedere che insomma c'è stata una valutazione un po' superficiale dei difensori che hanno lasciato spazio al giocatore viola, insomma. Tutto da rifare in sostanza, tutto da rifare. Sì, io ho tolto un attimo l'audio mentre tu stavi parlando e si sentiva solo Enzo Cataruzzi, perché chiaramente i commenti che sono partiti dal tavolo non erano non solo benevoli, ma non erano, come si dice, televisivamente parlando, passabili. Ecco, noi non abbiamo il beep in presa diretta, adesso chiaramente la Fiorentina è uscita dal guscio, come si dice in questi casi, e cerca a tutti i costi non solo il pareggio ottenuto, ma il gol del vantaggio. È un risultato, secondo il mio punto di vista, che non rispecchia il valore della partita che si è vista fino adesso, perché ripetiamo ancora, per 45 minuti di gioco l'Udinese ha dominato in lungo e in largo, ha avuto anche più occasioni per portarsi ulteriormente in vantaggio, dunque numericamente parlando poter andare sul 2-3-0, ma si sa benissimo che nel calcio chi sbaglia purtroppo paga. La prima vera occasione a favore della Fiorentina, è tanto arrivato il caffè, a favore della Fiorentina, insomma i gigliati hanno riacciuffato il match, dunque 1-1. Adesso ma stanno continuando a battere forte la porta del nostro portiere, che in qualche modo vedo che sta cercando di riunire un po' la difesa, ma la veemenza della Fiorentina, ecco, in questo momento magari Cioffi sta facendo dei cambi, mi pare, sta facendo dei cambi e forse vuol dare più freschezza alla squadra. In questo momento vediamo sono dei cambi in arrivo, insomma, ma è una partita che in qualche modo noi dobbiamo portare a casa, perché dopo la vittoria del Cagliari sul Bologna, noi dobbiamo assolutamente muovere la classifica, ma muoverla bene, un pareggio non ci basterebbe, anche se naturalmente gli analisti dicono che il pareggio era nelle corde, insomma, no? Ma insomma, visto come si era messa la partita, anche, soprattutto il primo tempo, ci faceva ben sperare. Certamente Luca oggi ha sbagliato un gol che poteva dare la tranquillità all'Udinese. Vediamo se i cambi che ha fatto Cioffi in questo momento, mi pare Bosele sta entrando, è uscito Bosele, è entrato Zibue, vediamo un momentino, ecco, ha fatto 2 cambi, vediamo che anche Samardžić è uscito, quindi adesso c'è meno gioco di regia e mi pare che stiamo andando in difesa, stiamo difendendo questo risultato e non va bene difenderlo, va bene giocarlo fino in fondo, anche perché la Fiorentina nel primo tempo è apparsa molto stanca e fisicamente l'Udinese ha sovrastato la squadra viola che sappiamo che dopodomani giocherà la prima partita della Supercoppa a Riyadh in Arabia Saudita, quindi dovrà in qualche modo anche stare molto attenta dopo i supplementari con il Bologna. Fisicamente noi dovremmo essere superiori, speriamo sia così. Sono perfettamente d'accordo su quello che hai detto tu in fase di cronaca diretta. Insomma, una Fiorentina anche che, come hai detto tu giustamente, è arrivata a questa partita dopo il prolungamento in Coppa Italia fino ai calci di rigore, terminata quasi a mezzanotte la partita, ma d'altronde sono questi i nuovi diritti televisivi e gioco forza, se vuoi prendere soldi, pecunia nolent, direbbe qualcuno. Esatto. Adesso intanto c'è un'azione d'attacco dell'Udinese, ma è stata fermata per un fallo
un po' veniale, diciamo così, da parte giudicato da parte del direttore di gara, e dunque si riprende con un calcio di punizione. Ha cambiato metro, a dire il vero, il metro del sì, primo ha tempo cambiato non solo il metro, ma forse anche il decametro, tanto per essere chiaro. Sì, perché il primo tempo mi pare che alcuni falli di questo tipo li ha puniti tutti, quindi speriamo un momentino, perché Paiaretto ci ha abituato a questi cambi di linea, no? Non è che siamo... È chiaro. No, volevo dire, i risultati almeno di quelli accaduti, insomma, nelle ultime ore, in attesa anche delle altre partite, sono, diciamo così, anche favorevoli per quanto riguarda l'Udinese, se escludiamo il risultato positivo del Cagliari. Però chiaramente, insomma, dobbiamo giocoforza portare a casa dei punti fondamentali finché, insomma, la classifica si muova in modo positivo. Ma ripetiamo ancora, magari per chi si fosse messo in ascolto in questo momento in visione con noi, magari legge Fiorentina 1, Udinese 1, pensa che sia stata una partita equilibrata. Dobbiamo dire per l'ennesima volta che il primo tempo è stato di marca bianconera, anche se oggi l'Udinese sfoggia una divisa un po' particolare, molto fosforescente, come si dice, per esigenze commerciali. Ecco, e poi dall'altra parte, insomma, la Fiorentina, che è l'unica occasione che ha avuto fino adesso, è riuscita a raddrizzare il match. Pare che adesso ci sia una fase di studio fra le due squadre, si giochicchia, come si dice, a centrocampo, nel famoso modo, una sorta di ragnatela gettata sia da una parte che dall'altra, che permette insomma di respirare. Per quanto riguarda invece quello che sta accadendo qui a 420, abbiamo applicato un 4-3-3 tipicamente friulano. Siamo partiti con dei salumi che arrivano direttamente dalla Carnia, da Ovaro, no? Beppo, no? Un po' da Sutrio e da Ovaro. Insomma, ecco, arrivano un po' da... Sì, arrivano da Sutrio e da Ovaro. Sono made in Carnia. Sì, made in Carnia. Vedi, per mantenere quello che è anche il nostro prodotto in un certo senso, no? Esatto. Allora, poi abbiamo i grissini di Chiusaforte, di Scluse, che arrivano qua. Poi abbiamo anche il panettone, non della Ferragni, ma fatto qui a Corno di Rosazzo, che è appena arrivato. Poi vino tipicamente dei colli orientali. Intanto c'è un calcio di punizione a favore dell'Udinese ai 16 metri ed è stato ammonito, vediamo, è stato ammonito intanto il giocatore della Fiorentina, reo di aver commesso una sci. Vediamo un attimo, effettivamente la punizione c'è e c'è anche la munizione. Gli è andata anche bene che gli dà il giallo, perché bastava proprio poco per passare dal giallo al rosso in qualche istante, insomma. Sì, anche perché poteva essere considerata un'azione da ultimo uomo, per cui insomma è andata molto bene. Ma già nel primo tempo Ranieri aveva manifestato questa situazione di proteste e di polemica, una vis polemica abbastanza diciamo così marcata. Vediamo se riusciamo a tornare in vantaggio, anche perché noi lo speriamo sempre. Dobbiamo dire che il portiere della Fiorentina si è comportato molto bene, ma è stato agevolato dalla fretta sia di Pereira che di Lucca, che davanti al portiere, liberati molto bene, hanno pensato di non fare un passo in più, ma di tirare, e quindi è sembrato subito dei tiri telefonati in sostanza, no? E questo che per i tifosi fa un po' di rabbia, perché in qualche modo noi ogni volta arriviamo vicino alla vittoria e poi dobbiamo accontentarci di un pareggio, cosa che non sarebbe neanche male, a dire il vero. Certamente. Allora c'è questo calcio di punizione, parte il tiro, è telefonato e poi sul palo anche la fortuna dalla parte di Viola. Anche Terracciano è andato di pugno. Vediamo, ecco, vedete il tiro a rientrare, la palla è stata deviata con i pugni dal portiere, poi la palla stessa ha colpito il palo, è ritornata verso l'estremo difensore Viola, e per sua fortuna, insomma, poteva esserci un clamoroso autogollonzo, usando un gergo della Jalapas Band, e siamo giunti intanto al 18° della ripresa, sempre 1-1 tra Fiorentina e Udinese. Sì, mi pare che adesso c'è una fase di studio tra le due squadre, soprattutto la Fiorentina sta riordinando un po' il centrocampo, anzi lo sta prendendo in mano, perché mi pare anche dai dati la Fiorentina come possesso palla in vantaggio sull'Udinese 60-40, se non di più, però mi pare che l'Udinese nelle ripartenze potrebbe ancora dire la sua. Ecco, in sostanza, vediamo se magari i due centrali riescono un momentino a
a trovare il bando della matassa di nuovo ed essere molto più precisi, perché quello che ci è mancato al primo tempo, ci sono mancate molte precisioni degli attaccanti. Come dico, Luca non è stato soddisfacente oggi. Invece mi è piaciuto molto Christensen, il danese, ha fatto un bellissimo primo tempo. Una marcatura anche molto precisa, anche a centrocampo, e quindi questo ci fa ben sperare. Ora mi pare che c'è una punizione a favore della Fiorentina. No, è caduto quello un che stavi dicendo giocatore. tu. Vediamo, c'è questo contrasto, ma non mi sembra fallo. Vabbè che oggi come oggi fischia per Mi pare che è fiaschi. caduto da solo. Sì, è andato a terra per inerzia, come si dice in questi mi pare casi. caduto da solo. Ecco, è caduto da solo proprio per inerzia. C'è un po' di Dunque c'è vittimismo, stato... un voto di vittimismo Certo, alla Chiarugi, in sostanza. Sì, beh, diciamo insomma che è cascato per terra Sì. proprio per inerzia. Intanto rivediamo al replay il gol del pareggio della Fiorentina, ecco che la regia ci ripropone. Ecco, chiaramente Enzo, scusa, ogni tanto io stacco il microfono perché come potete vedere è una trasmissione, l'avevo detto, un po' particolare, e allora ogni tanto ho alcuni alunni presenti in sala che sono un po' disobbedienti e e non seguono, santificano la festa. Sì, e non seguono il maestro. Io li avevo avvisati che siamo in diretta, mi raccomando, con la terminologia tecnico-tattica a livello friulano. Ogni tanto, insomma, devo staccare il microfono. D'accordo? È una partita di calcio. Ecco, è una partita di calcio, il tifo, insomma, prende e dobbiamo anche dare gioco forza, insomma, ai nostri amici. Però adesso stanno facendo i bravi. Si vede che Beppo ha tirato fuori gli argomenti giusti, come si dice, ha portato in tavola il terzo giro, e il terzo giro sta dando i frutti, come a Monza, quando le macchine di Formula 1 all'epoca facevano ancora la parabolica e non il nuovo tracciato. Insomma, adesso stanno facendo anche l'Udinese, ecco, come dice Stenni, anzi, come sta andando la partita? Mi raccomando, Partaliano. La partita aveva una bella partita tra Udinese e Fiorentina. Adesso ha preso un po' di piede la Fiorentina, ma l'Udinese si difende bene. Segneremo il secondo gol o il terzo? Non si sa. 2-0 vince, 2-1 ha segnato un gol anche l'Udinese. 2-1 vincerà l'Udinese. Sono convinto ti saluto caro. Ci saluta Mario Bon, che ha detto saluto dagli amici del Galut che stanno arrivando, come potete capire. Ecco, 2-1. Steni chiaramente è concentrato per la partita del Milan di questa sera, allora ogni tanto confonde il giallo-rosso perché vede l'Udinese con quella maglia rossa e pensa che sia la Roma contro il Milan, insomma arancione, insomma dovrebbe essere una maglia bianco-nera, no? Però insomma questo è il marketing e il merchandising. Devo dirti che su questa maglia si legge bene "Io sono Friuli Venezia Giulia", a differenza di quella bianco-nera che qualche volta lascia qualche dubbio, insomma, sulla scritta. Ma questo si vede molto bene, insomma, no? Mi pare. E quindi un po' di marketing dopo non va male per la nostra regione, dai. Ecco, vediamo, c'è un momentino di stanca in questo momento. Mi pare che ci sono molte discussioni in campo con Paiaretto, che oggi si è dimostrato molto preciso, tanto fiscale, con ambedue le squadre, ma con l'Udinese mi sembra qualcosa di più. Noi siamo sempre sotto tiro in sostanza, ma comunque è una partita, come hai detto tu, hai detto che è una partita molto, molto stanca. Siamo in una fase particolare per quanto riguarda il match, siamo giunti praticamente al 25esimo minuto, quasi 23 minuti e 20 nel corso della ripresa, e chiaramente le forze si stanno in un certo senso rivedendo, e dunque di conseguenza c'è la cosiddetta fase di studio da parte anche dell'allenatore per capire effettivamente se ci saranno dei cambi in corso d'opera oppure se va bene così, perché chiaramente è da capire, insomma, se le due squadre si accontenteranno o meno del risultato. Di nuovo di certo il membro dell'arbitro è un po' cambiato, perché vediamo che in qualsiasi momento viene bloccata la partita, soprattutto a centrocampo. Evidentemente anche l'arbitro sta cercando di tenere in mano una partita che non è brillante. Il secondo tempo non è brillante come il primo tempo, e
vediamo che dal punto di vista fisico la Fiorentina sta soffrendo molto più dell'Udinese, tant'è che sta cercando di fare molti passaggi per tenere proprio la palla e cercare di smorzare la gara, insomma, ecco. L'Udinese ha più gamba, ma è imbrigliata da questo centrocampo della Fiorentina, che effettivamente è riuscita nell'intento di calmare un po' la gara. Staremo a vedere se magari gli ultimi minuti non si accontenteranno le due squadre del pareggio e magari cercheranno chiaro buttare avanti. No, ma soprattutto qua sta andando bene, sta andando molto bene, siamo già stanno arrivando le grappe, ecco, tanto per essere chiari. Ecco, gli amari e le grappe, dunque siamo in una fase di una sorta di 3-4-3 e 5-3-2, tanto per una zona mista, ecco, tanto per essere chiara. Ecco, 8-8-6. Siete già partiti con i supplementari? Siete già ai supplementari? Ecco, tornando diciamo alla fase seria della partita, ci auguriamo che insomma la Fiorentina paghi dazio per quanto riguarda i supplementari, i rigori della scorsa Italia, anche se si era giocata martedì, però insomma magari le tossine, come si dice in questi casi, potrebbero uscire negli ultimi minuti e magari dare la possibilità insomma all'Udinese di approfittare di questo momento per cercare magari, come si dice, il gol del nuovo vantaggio. Non sarebbe male che una volta tanto l'Udinese beffasse la squadra avversaria magari anche negli ultimi minuti di gara, perché ci è toccato troppo spesso questa sorte sul pareggio, no? All'ultimo minuto. Potremmo in qualche modo anche cercare di trovare una soluzione all'ultimo minuto, anche se la Fiorentina mi pare che in questo momento sta accelerando sotto la porta. Adesso è l'Udinese che sta subendo nettamente la fase d'attacco, come hai detto tu, della Fiorentina, e per nostra fortuna almeno in 2 occasioni ci sono almeno 2 giocatori della Fiorentina liberi e sono riusciti comunque a terminare l'azione, ma per nostra fortuna insomma il cross è andato oltre la traversa e si è spento sul fondo, e dunque si procede con un calcio di rinvio quando siamo giunti al 26esimo minuto del secondo tempo. Lo sappiamo che le squadre di Italiano negli ultimi minuti sono veramente feroci, per cui io penso che la gara negli ultimi minuti, l'ultimo quarto d'ora, sarà una gara veramente frizzante, soprattutto da parte della Fiorentina, che sta cercando di riunire le forze proprio in vista, secondo me, di un forcing finale. Speriamo che l'Udinese possa in qualche modo usufruire magari di un contropiede e naturalmente portarsi in vantaggio e recuperare quei gol che ha sbagliato nel primo tempo, insomma, no? Da una parte è molto bello vedere che ci sono molte occasioni da gol, ma tu mi insegni che le partite si vincono con i gol e non con i sì o sì ma, per cui insomma, ecco, mi pare in questo momento l'Udinese sta facendo un'azione d'attacco molto importante. Ecco Lovric. Come hai detto tu, Lovric sulla destra, attenzione, siamo al limite dell'area, cross in mezzo, pallone buono, gol! E gol! Fermoli! Abbiamo raddoppiato. Mi pare che lì siamo oltre il limite. Le grappe hanno dato un segnale diverso. L'Udinese ha raddoppiato, quindi siamo tutti molto più contenti, ma speriamo che in qualche modo il centrocampo nostro possa tenere la gara. Mi pare che i tuoi amici lì sono un po' troppo euforici. Diciamo che qualcuno si è un po' saltato al momento. Diciamo che oltre più che 4-20 sono 8-20. Sì, ecco, era previsto. No, era previsto questo tipo di entusiasmo. Un milanista sfegatato come Stenni, ma aspettavo insomma la sua risposta. Abbiamo riuscito, insomma, mi aspettavo, ho detto sarà una diretta molto particolare e l'avevo già accennato in fase di cronaca, ma quello che conta è che l'Udinese è tornata in vantaggio, dunque al 28esimo minuto del secondo tempo. Fiorentina 1, Udinese 2, e il risultato possiamo dire giustamente rispecchia quello che è ma adesso la partita. Adesso c'è ancora un'azione di contropiede da parte di Luca, no, vediamo che attenzione, cross in mezzo,
e niente da fare, la Fiorentina riesce a recuperare la difesa, riesce a evitare insomma il peggio, e adesso è la Fiorentina che riparte in fase d'attacco. Siamo sulla tre quarti bianconera, momento delicato, si sta ormai, gli schemi, come si dice in questi casi, sono completamente saltati quando siamo giunti quasi al 30° minuto della ripresa. E per chi ci fosse messo in ascolto audio video in questo momento, l'Udinese è in vantaggio a Firenze per 2-1 e sta giocando una partita veramente bella. Dopo un primo tempo che ha dominato in lungo e in largo, c'è stato poi l'inizio della ripresa dove si è un po' addormentata, il classico blackout tipico stagionale che ha permesso insomma alla Fiorentina di pervenire al momentaneo pareggio. In altre due occasioni la Fiorentina ha rischiato anche di passare in vantaggio, ma poi chiaramente alla prima vera occasione d'attacco Thauvin è riuscito a metterla dentro e a rimettere insomma in sesto positivamente la partita. Chiaramente anche qui la partita si sta scaldando perché siamo arrivati adesso alla tattica del 6-3-1, che vuol dire 6 difensori in linea, 2 mediani di spinta e un centravanti di raccordo che sta controllando tutto, che è il padrone di casa, cioè il Beppo, che voglio ancora ringraziare, che ci ha permesso insomma di essere qui. Ripeto, una diretta un po' particolare, solitamente con Enzo ci colleghiamo magari dai locali o dai campi sportivi. Oggi abbiamo voluto fare un po' un esperimento, quello cioè di andare in casa dei nostri telespettatori che ci hanno invitato, e così insomma anche per vivere con loro dal vivo quello che è un altro modo anche di raccontare le partite a livello radio-televisivo. Ecco, vediamo che in questo momento la Fiorentina sta adottando la tattica che noi avevamo previsto, cioè ci sarà un force in finale, perché vedo che l'italiano li ha chiamati immediatamente vicino alla panchina in questa interruzione di gioco per dire ormai dovete dare il tutto. Sono saltati tutti gli schemi. È chiaro che la Fiorentina adesso, giocando in casa, non può perdere, non potrebbe perdere, ma noi sappiamo che cosa vuol dire soccombere anche in casa, e speriamo che l'Udinese possa in qualche modo essere così consapevole di questa partita, che è decisiva dal punto di vista della classifica, per tenere fino in fondo anche nei minuti che sappiamo che sono molto critici. Ecco, quindi io magari direi ai tuoi commensali di seguire bene la partita, magari fare qualche brindisi per sollecitare un po' questa concentrazione dell'Udinese. Chissà che magari con qualche caffè, perché è da 20 minuti che me l'hanno messo, ma eravamo in fase di cronaca diretta, dunque non è che potevo, diciamo così, togliere il microfono per poter bere poi con voi il caffè. Ripetiamo ancora: Fiorentina 1, Udinese 2, siamo giunti al 32° minuto e 15 secondi di gioco. Fiorentina in possesso di palla, siamo al limite dell'area, anzi scusate, al limite del fondo campo, dunque c'è una rimessa laterale a favore dell'Udinese. La Fiorentina ha reclamato un fallo che a mio parere non c'è, classico, diciamo, le mani che si allungano, però alla fine è il giocatore viola che praticamente accennua l'intervento, e giustamente il direttore di gara non assegna il calcio di punizione a favore dei viola, ma bensì la rimessa laterale a favore dell'Udinese. Udinese che sta comunque giocando una partita, come dicevamo, buona, gagliarda in tutti i sensi. Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, l'1-0 stava stretto, poi come abbiamo detto in fase pochi minuti fa c'è stato quel momento classico di blackout che accade purtroppo in questa stagione, un canovaccio tattico visto e rivisto, e è arrivato il gol del pareggio della Fiorentina, ma per nostra fortuna la squadra ha ripreso a macinare gioco, ha ripreso a spingersi in avanti, ha ripreso anche a raddoppiare le marcature sui giocatori avversari, ed è arrivato il gol di Thauvin che al momento insomma vede l'Udinese ancora in vantaggio. 11 minuti più recupero al termine, Fiorentina 1, Udinese 2 a Tenzo. Ma io vedo che il gol di Thauvin ha portato un po' di serenità, perché abbiamo visto la freddezza del giocatore nel mettere la palla in rete, diversamente dai dubbi che aveva Luca nel primo tempo. Questo si vede un po' che Thauvin è un giocatore che ha l'esperienza giusta. In questo momento la squadra dell'Udinese sta facendo una bellissima gara, ha ripreso, come hai detto tu, in questi minuti la verve del primo tempo, sta tenendo in mano la partita, quantomeno sta controllando anche a centrocampo, e la Fiorentina non riesce a smarcarsi
dai difensori dell'Udinese, ma oserei dire che di nuovo è caduta nel centrocampo. Mi pare che l'Udinese sta imbrigliando la squadra viola, che sta cercando il force in finale. Sappiamo che gli ultimi 10 minuti sono molto pericolosi, ma con Arthur, che italiano ha voluto fortemente al secondo tempo per cambiare un po' le geometrie, il brasiliano ha cercato di dare ordine alla squadra della Fiorentina, che appare comunque molto stanca, sofferente dal punto di vista fisico. L'Udinese dovrebbe tenere, mi pare adesso la Fiorentina, mamma mia, l'abbiamo scampata bella, perché Bonaventura è un giocatore che ha 1000 risorse, non solo si butta in una diciamo così performance di tuffi per avere dei anche tra i commensali presenti sul tavolo. Giustamente qualcuno magari rimarca anche il fatto del merchandising, come giustamente parlavi tu, Enzo, sul fatto anche della maglia. Cioè oggi onestamente Fiorentina Udinese giocare con questa maglia qua sembra quasi ridicolo, però siamo nel 2023, lo sponsor è quello che caccia, come si dice, pecunia nolent, e dunque di gioco dobbiamo accontentarci. Chiaramente vedere una Fiorentina Udinese, l'Udinese con questa maglia rossa chiara sembra passata in lavatrice quando facevo io con non siamo abituati, abituati. Magari era molto meglio vedere la maglia bianco-nera tradizionale. Tu hai detto prima si rimarca bene lo sponsor, chiaramente la regione ha cacciato anche lei la sua opera pia per portare avanti, insomma, per portare avanti Io sono Friuli Venezia Giulia. Qualcuno giustamente dice non tutti di questi sanno che cos'è, hanno una maglia addosso, ma non sanno manco che cos'è Io sono Friuli Venezia Giulia, perché magari è gente che è venuta a Udine a giocare senza conoscere bene il territorio. Ma queste purtroppo sono giustamente discussioni da fare, e anche, non dico problemi perché mi sembra una parolona grossa, però anche opinioni giuste da ascoltare da parte di tutti, perché giustamente siamo in una democrazia e dobbiamo ascoltare tutti nel gergo. L'importante è tenere sempre un gergo e un modo di fare che sia democratico, sì, ma nel concetto, insomma, di non essere troppo esagerare e farla, come si dice, fuori dal vaso in gergo tecnico, no? Ora non so se anche tu in questo momento sta facendo qualche fallo di troppo. Sì, diciamo che la Fiorentina sotto certi punti di vista del sponsor? Sì. Sulla sponsorizzazione cosa ne pensi? I tifosi dell'Udinese che sono scesi a Franchi sono molto rumorosi in questo momento e stanno incitando la squadra, e questa è una bella cosa, perché mancano pochi minuti, 8 minuti più qualche minuto di recupero, e l'Udinese in questo momento sta controllando la gara. La Fiorentina sembra rassegnata, ma mi pare che sta raccogliendo le ultime forze. Ecco, questo fallo non l'ho capito, perché evidentemente c'è stato un fallo di ostruzione del giocatore della Fiorentina, ma il fallo secondo me... classico fallo di frustrazione dove al contrario, fischiato al contrario da parte del direttore di gara. Siamo per dire 74% possesso palla a favore dell'Udinese rispetto a quello che fino adesso ha macinato la Fiorentina. Dunque vuol dire che il risultato, anche se io onestamente guardo sempre poco i numeri, perché il calcio è uno sport e dunque di conseguenza dobbiamo guardare quello che accade realmente. Cioè, se io posso anche giocare male, ma se faccio 1-0, quello è, come si dice in questi casi. Esatto. Però quello che conta è che fino adesso, insomma, il possesso palla rimarca il fatto che vuol dire che l'Udinese meritatamente sta conducendo questa partita, e visti i tempi, soprattutto dopo la partita di domenica con la Lazio, insomma, scusate se poco, viene da dire, no? Sì, lo so, però la Fiorentina in questo momento sta mettendo in campo una strategia molto chiara, cioè quello di tenere la palla fino all'ultimo minuto per poter, un po' come a basket, no? Sfruttando quei 20-30 secondi sotto area per poi cercare l'imbucata e magari trovare anche un fallo in area, perché questo mi pare che è il gioco che stanno facendo i giocatori viola. Ecco, mi pare che ogni contrasto viene esasperato, quasi a far cadere in trappola gli arbitri, e questo non è molto bello. Ecco, sta entrando Barak, che è una vecchia conoscenza dell'Udinese, a Udine non ha funzionato molto bene, ma
dopo passando per il Verona, è andato alla Fiorentina Esattamente. e sta entrando proprio lui, un ex. Speriamo. Attenzione, perché molto spesso la regola dell'ex fa male, soprattutto all'Udinese. Attenzione, pallone in aria, sono batti e ribatti e poi c'è una deviazione al momento della conclusione, ma l'arbitro ha fischiato qualcosa, vediamo cosa ha fischiato. Ha fischiato forse un calcio di rigore a favore della Fiorentina, vediamo cosa succede. Sì, Parte sì, il sì. tiro, sì, calcio di rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Fiorentina e purtroppo è un secondo il mani regolamento plateale. È ecco, un mani plateale, un fallo di mano plateale. è un fallo abbastanza stupido, il limite dell'area, cioè dentro nell'area di rigore, insomma. Cose che noi purtroppo siamo abituati a vedere nelle ultime partite, e questo fa molta rabbia ai tifosi, molta rabbia anche al mondo. Va a vedere, ma comunque io penso che il rigore ci sarà. Beh, l'abbiamo visto noi senza il VAR e possiamo dire che c'è il calcio di rigore, perché purtroppo, ripetiamo, a termine del regolamento la mano è larga, si vede chiaramente è vero che è un rigore stupido, però purtroppo a termine di regolamento ci sta, e dobbiamo dire che purtroppo è calcio di rigore a favore della Fiorentina. Ecco, purtroppo noi abbiamo temevamo questi ultimi minuti che sono puntualmente. Qualcuno qui dice che lo sbaglia, Ma speriamo lo sbagli, però puntualmente è arrivato quello che noi temevamo. C'è un calo di tensione e soprattutto a livello di professionisti, così fare un fallo di mano così plateale in area negli ultimi minuti è veramente una cosa stupida, e andare adesso a protestare dall'arbitro sulla cosa così plateale è altrettanto stupido, perché qui mi pare che l'ha fatta molto grossa. Hanno fatto una bella partita, purtroppo ha rovinato la gara, la sua prestazione con questa stupidaggine. Sì, che fino adesso, va detto che fino adesso, insomma, aveva giocato anche una buona partita. Vediamo che intanto qualcuno fa i riti voodoo, c'è qualcuno che fa il rito voodoo al momento del calcio di rigore. Ormai spostati che non vediamo la partita, grazie. Ecco, non sei solo tu, vediamo. Speriamo lo sbagli. Tiro. Ecco, quindi qui bisogna buffare ecco, forte. vediamo, attenzione, parte il tiro dagli 11 metri, gol. Il Zola, pareggio di Zola. Zola pareggia la situazione quando mancano 3 minuti e mezzo più recupero al termine. La Fiorentina riprende in mano la partita. Veramente è un risultato che non rispecchia la realtà del match, però purtroppo l'abbiamo ribadito anche nel corso di questa telecronaca. Chi sbaglia purtroppo paga. L'Udinese ha avuto tantissime occasioni. 10 partite che noi perdiamo 3 punti. Buttiamo al vento 10 partite dove buttiamo al vento 3 punti. Noi potevamo avere un punteggio in classifica doppio di quello che abbiamo, ma purtroppo la consapevolezza di questi professionisti non ci dà nessun affidamento. Ecco, perché veramente peccato, veramente peccato, perché ripeto, come hai detto tu giustamente, anche un rigore insomma da scuola calcio, cioè errori che fanno i bambini alla scuola calcio, e non è possibile che un difensore di professionista che gioca in Serie A si metta veramente a fare questi errori clamorosi, insomma. Una cosa incredibile, veramente errori madornali che purtroppo rispecchiano, l'abbiamo detto più volte, questa stagione un po' anomala da parte dell'Udinese. Ripetiamo ancora, insomma, il risultato ci sono falli ci amareggia. In questo momento adesso c'è un po' di tutto di più. Poi, dal punto di vista psicologico, penso che l'Udinese ha sentito questo rigore che è stato praticamente regalato dalla squadra bianconera. È stato regalato. Cioffi penso che non ha nessuna causa, perché avendo dei giocatori così poco concentrati veramente verso la fine dei secondi tempi, di tutte le gare, insomma, abbiamo visto cose incredibili, che noi abbiamo propugnato dei calci piazzati alle squadre avversarie ogni volta verso la fine. Certo. No, perfettamente d'accordo su quello che stai dicendo tu, proprio perché insomma alla fine adesso l'Udinese potrebbe anche pagare a livello psicologico questo calcio di rigore,
e purtroppo rivediamo lo stesso canovaccio di quello che stiamo vedendo in tutto questo anomalo campionato. Mi scuso ancora se ripeto le parole, ma abbiamo i momenti di esaltazione nel corso dei 90 minuti, i momenti in cui la squadra sta giocando in lungo e largo, fa gol, si porta in vantaggio e poi ai noi non riesce a mantenere il risultato per anomalie più che altro dovute non all'avversario, diciamo così, che abbia creato chissà che cosa. Purtroppo abbiamo preso 2 gol anche stasera più da polli, se mi è consentito il termine, da polli più sicuro. da polli che da cose esagerate, insomma. Però questo è il calcio, sappiamo benissimo che le partite durano 90 e più minuti e dobbiamo gioco forza rimanere sempre vigili fino al triplice fischio finale. 5 minuti di recupero. Sono 5 minuti di recupero. E praticamente in metà tempo supplementare può succedere di tutto, speriamo succeda a nostro favore. Non possiamo dire altro, purtroppo le conclusioni delle nostre telecronache sono ormai quasi scritte, perché l'Udinese ci costringe a fare affermazioni di questo tipo, cioè lui regala le partite di volta in volta. Anche perché e questo purtroppo è il leitmotiv per quanto riguarda questa stagione 2023-24. Intanto c'è questo calcio di punizione da parte dell'Udinese, siamo al limite dell'area, la Fiorentina controlla, spazza via, come si dice in questi casi. Attenzione perché Nzola riesce a fare un numero, Nzola va via, Nzola al limite dell'area, in qualche maniera però riesce a bloccare però la manovra d'attacco. Adesso è Lovric che lancia il pallone lungo, attenzione, contropiede, siamo al limite dell'area dentro, limite della Pereira, tira! Niente da fare, non c'è la concentrazione giusta per poter controllare la gara. Evidentemente la classifica non mente, perché chi è causa del suo male, si dice, no, pianga se stesso, e questo è. Noi siamo costretti a tifare pareggio per non avere altre disgrazie, perché chiaro. Altre disgrazie in quanto le squadre sono sfilacciate. La Fiorentina, occhio, mamma mia, palo della Fiorentina. Ormai la Fiorentina ha preso anche coraggio, perché vedendo che l'Udinese ha mollato in maniera proprio anche adesso però c'è il contropiede dell'Udinese, adesso azione in avanti Udinese, ma l'azione si spegne sul nascere, recuperano il pallone la formazione viola e dunque il pallone all'indietro per l'estremo difensore, si riparte dalla linea difensiva viola. Saranno 3 minuti veramente drammatici, meno di 3 minuti al termine, adesso con la paura dopo aver assaporato la vittoria, schemi completamente saltati. Ripetiamo il palo clamoroso da parte della formazione viola, che ha fatto venire veramente i brividi a tutti i presenti, sia qui in sala sia al Bonenzo che sta commentando da casa sua, e anche sicuramente ai telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento. Per quanto riguarda queste fasi finali, 2 minuti e mezzo al termine, Fiorentina 2, Udinese 2, 2 minuti e mezzo compreso il recupero. Penso non basti una grappa ai tuoi amici lì per tirare. Beppo ha già tirato fuori la terza bottiglia, dico solo questo. Siamo alla terza bottiglia di grappa. Io per adesso mi sono mantenuto all'ordine, nel senso che mi contengo perché siamo in diretta e non è che si può esagerare, però c'è un'azione adesso. Fallo plateale, ma comunque sia. Sì, c'era. Rimessa per l'Udinese, non dà fallo, dà solo rimessa. Abbiamo la fortuna, Enzo, che abbiamo io ho un vecchio Sennheiser del 1992 made in Austria, che ha il vantaggio che si sente solo quello che dico io, mentre gli altri, anche se urlano, mentre io parlo, non si sente. Questo è il grosso vantaggio, anche perché dovete capire che sto facendo in out ogni 3 secondi praticamente. Ho i crampi. Attenzione perché c'è l'azione dell'Udinese, pallone in area, e però c'è una deviazione da parte di un difensore viola e dunque il pallone viene respinto e poi mandato in fallo laterale. Pareggio, però questo che sta molto stretto, devo dire che la causa è totalmente dell'Udinese, perché aveva dominato la gara, il primo tempo l'ha dominato, il secondo tempo non dico che l'ha dominata, ma comunque l'ha aggiustato molto bene, e purtroppo la mancata concentrazione di un giocatore che aveva fatto un bel primo tempo, un Mani plateale, sta condannando l'Udinese a un pareggio che non
non era nelle corde di questa giornata e non è ancora finito, mancano pochi secondi, 30-40 secondi e la Fiorentina sta spingendo ancora. Ecco. Bonaventura sappiamo che è un giocatore che è abituato a queste però la formazione riesce a eliminare la difesa, però recupera il pallone ancora la Fiorentina. Secondi finali incandescenti per chi vede Udinese. Attenzione, un altro pallone perso, siamo veramente agli sgoccioli, c'è questo pallone scondenato in aria, non c'è nessuno che marca. Nzola fuori. Abbiamo rischiato la beffa. Per fortuna Nzola. Ecco, vedi bookmakers che avevano dato a questa partita un pareggio, evidentemente sanno che l'Udinese ha queste defiance incredibili. Quest'anno ci ha abituato come lo forse dicevamo. Però era calcio d'angolo, forse c'era un calcio d'angolo, perché secondo me l'ha toccata in contemporanea e forse quel ninin di punta del Tretar, i Tretar, Bene, nel paese dei Tretar, scusa, no, qua siamo nella zona dei Tretars, noi diciamo i Tretars. Mi pare che la gara è finita, dunque la partita con un pareggio che ci sta non stretto ma strettissimo, finita purtroppo bene. 2-2 tra Fiorentina e Udinese che per 2 volte era in vantaggio, Udinese che però non è riuscita, come giustamente avete potuto ascoltare durante questa nostra radio telecronaca diretta, non è riuscita purtroppo a portare in porto il risultato e purtroppo è un pareggio che sa più di sconfitta che di vittoria. Sì, veramente questo è una beffa, certo. Veramente che ce la siamo cercata. Bene, allora io ti auguro buona festa e naturalmente io ti riauguro anche a te, Enzo. Un attimo, scusate, siamo ancora in onda, dopo potete litigare e dire quello che volete, siamo ancora in diretta, per cortesia, dopo potete anche fare quello che volete. Adesso lasciate che terminiamo un attimo la trasmissione, anche perché abbiamo della gente da casa che ci ascolta e va bene sì il divertimento, però manteniamo per cortesia i toni e i termini come avevamo pattuito prima della diretta, anche per rispetto non solo dei nostri telespettatori ma anche del buon Beppo che ci sta ospitando a casa sua. Poi fate quello che volete. Dicevo, termina dunque 2-2 tra Fiorentina e Udinese. Ora si lecca tra parentesi le ferite dopo questo pareggio che ripeto ancora di sconfitta. Sabato sera alle 20:45 ci sarà poi la sfida con il Milan e vedremo insomma se con il Milan qualcosa cambierà in positivo oppure no. Ringrazio ancora te Enzo, ringrazio il Beppo che non vuole apparire in televisione, ma volevo ringraziarlo qui da 420 da casa sua per averci gentilmente ospitato e probabilmente rifaremo sicuramente un'altra volta un collegamento da casa sua, anzi invitiamo anche i nostri amici, se volete veniamo anche a casa vostra senza nessun problema. Come potete vedere è un modo anche per conoscerci meglio e fidelizzare il rapporto tra Friuli TV e i nostri amici vicini e lontani. Grazie gentili signore e signori per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Mandi. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.